Bene, allora passiamo al punto numero 4, progetto di legge numero 342, il primo firmatario Stefano Valdegamberi, iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 24 che prevede l'iscrizione su richiesta del primo firmatario di almeno 10 consiglieri per i progetti che per qualsiasi motivo non sono stati licenziati dalla Commissione competente. Allora, tanto per chiarire, il procedimento è un procedimento ordinario, previsto dal regolamento come per gli altri progetti di legge. La funzione del relatore viene svolta dal primo firmatario. Per quanto riguarda poi l'eventuale proposizione di eventuale questione pregiudiziale sospensiva che comporta, assentita l'Aula, il rinvio in Commissione del progetto di legge può essere sollevata sia prima che durante e nel corso della discussione stessa. La facoltà di presentare emendamenti durante la seduta è del primo firmatario che, come dicevo prima, diventa relatore, da parte della Giunta, del Presidente o dell'assessore di riferimento sul tema o assessore delegato dal Presidente. Allora, per la presentazione del progetto di legge il primo firmatario uguale relatore Valdegamberi Stefano. Prego. No, deve fare la presentazione del progetto di legge prima. Sì, ubi maior minor cessat. Quindi è un onore per me presentare questo disegno di legge che mi auguro oggi arrivi finalmente a una votazione. È un atto di alta democrazia e mi dispiace aver letto anche in questi giorni come sulla stampa e le formazioni anche da parte di molti consiglieri, ma oltre che anche di molte persone che si ritengono esperti di diritto, sia stato detto che il voto a questo referendum, per l'indizione di questo referendum consultivo, sia un qualcosa che contrasta con le norme del diritto, sia un qualcosa di illegittimo, sia un qualcosa che non è conforme alla Costituzione e tanti altri argomenti. Credo che noi tutti consiglieri siamo ben consapevoli che questo non è vero. Abbiamo avuto diverse discussioni, non ultime anche con i capigruppi fino a qualche ora fa, dove abbiamo avuto modo di approfondire sotto il profilo giuridico, senza entrare poi nel merito politico della questione, ma sotto il profilo giuridico, che ci sono tutti gli elementi perché questa legge abbia i requisiti di anche essere conforme anche all'attuale Costituzione italiana. Non c'è nessuna norma al mondo che può negare la libertà di espressione di un parere, quindi un referendum consultivo dove si chiede un parere ai cittadini di una regione. Non c'è nessuna norma al mondo che vieta il diritto di libera espressione delle proprie opinioni, del proprio pensiero e delle proprie idee. Questo è un principio di libertà, è un principio che precede qualsiasi carta costituzionale, è un principio internazionale, tutelato dal diritto internazionale, quindi all'interno di questo principio di libertà c'è anche il principio di autodeterminazione, che è un principio che fa parte un istituto giuridico che fa parte del diritto internazionale e appunto perché fa parte del diritto internazionale occorre a questo diritto internazionale fare riferimento anche negli strumenti di riconoscimento e tutela di questo diritto. Ma volevo ricordare anche ai consiglieri qui presenti, sempre sul tema della legittimità di questo provvedimento, che la nostra stessa Costituzione italiana all'articolo 10 si conforma agli istituti del diritto internazionale, quindi sia per quanto riguarda gli aspetti legislativi, sia per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, sia per quanto riguarda gli aspetti esecutivi, cioè noi il nostro corpus del diritto si conforma al diritto internazionale, quindi alle convenzioni internazionali, e quindi conformandosi alle convenzioni internazionali di fatto recepisce. Così conformarsi significa prendere tale quale, quindi adeguarsi, quindi nell'adeguarsi alle convenzioni internazionali, all'articolo 10
il principio di autodeterminazione che fa parte di queste convenzioni viene di fatto recepito come parte integrante del sistema giuridico italiano e quindi è semmai negare la possibilità di esprimere una volontà su un quesito che viene posto con questo referendum che non si rispetta la Costituzione italiana, non il contrario. Ecco, quindi cerchiamo quindi di far sì che alla fine chi vuole esprimere il diritto di libertà di espressione non diventi un qualcuno che sia contro la Costituzione, mentre chi nega il diritto di libertà di espressione di un'opinione diventa conforme alla Costituzione. Sarebbe questo un paradosso verso cui non vogliamo certo arrivare. Mi auguro che noi tutti i consiglieri siamo tutte persone democratiche che ricusiamo ogni azione di forza, un'azione fuori dal contesto giuridico nazionale e internazionale. Noi vogliamo dare semplicemente con questo referendum la parola al popolo. Il popolo, quel popolo che ci ha votato, quel popolo che ha votato ciascuno di noi, molti di noi anche con le preferenze, quindi noi siamo un Parlamento regionale che è legittimato dal popolo e se mai ci fossero altri enti da commissariare, tra virgolette, come i discorsi che uscivano nei giorni scorsi, noi rischiamo il scioglimento del Consiglio regionale perché faremo un attentato alla Costituzione, ma cosa stiamo dicendo? Guardate che questo è un'assemblea legittimamente eletta, noi abbiamo ricevuto il mandato dal popolo, siamo stati votati con le preferenze, a differenza di altre assemblee e altri parlamenti, quello nazionale, dove abbiamo un consesso di nominati, non so da chi, da parte di un gruppo, di un manipolo ristretto di persone che si sostengono autoreferenziate, che da 30 anni occupano sempre gli stessi posti e poi alla fine non hanno avuto nemmeno il coraggio di cambiare una legge elettorale che doveva essere il primo punto all'ordine del giorno nelle promesse fatte. Quindi se c'è da guardare a un'assemblea, a un'anomalia nel panorama giuridico italiano, semmai dobbiamo guardare alla composizione del Parlamento nazionale, non tanto a questo Parlamento regionale, il quale è un'assemblea che ha ricevuto un mandato diretto specifico dal popolo della nostra regione. Quindi abbiamo tutti gli elementi per cui l'approvazione di questo provvedimento sia conforme quindi al diritto. Quindi cercare degli alibi, cercare delle scappatoie per non affrontare il tema, sia esso votare positivamente, sia esso votare negativamente, significa disconoscere la libertà di opinione da parte dei cittadini. Vuol dire non lasciare che i cittadini possano esprimere la loro opinione, quindi significa commettere un atto illiberale e significa quindi tradire la Costituzione. Quindi non è certamente rinviando, nascondendoci e non assumendoci questa responsabilità che noi rispettiamo la Costituzione italiana, ma semmai è vero il contrario, è non permettere che questo referendum consultivo venga fatto. Ciò premesso, credo che qui ci sia comunque un provvedimento che alla fine domani mattina non ci sarà nessuna indipendenza, non è che noi andiamo a deliberare, votare, che dichiariamo l'indipendenza, qui semplicemente mettiamo a disposizione uno strumento per sapere effettivamente i nostri cittadini come la pensano su questi temi. Abbiamo sentito tanti dibattiti, abbiamo approvato qui in quest'Aula una risoluzione, io vorrei chiamare alla responsabilità tutti coloro che hanno votato la risoluzione 44, io a quel tempo mi astenni, lo dico con molta franchezza, uno dei motivi della mia astensione era perché non volevo fare speculazioni, perché sapevo che poi alla fine al vedo, quando si andrà a decidere, a dire sono favorevole o meno a fare un referendum, alla fine è facile fare le risoluzioni ed è poi difficile portarle a termine se coerenti con quanto si dice al momento in cui si fanno dei proclami che poi si sa sono di per sé inconcludenti. Qui invece questa è una legge che porta a una conclusione, che dà un risultato, permette ai veneti di esprimersi ed è per questo che chi ha votato allora la risoluzione oggi in quest'Aula dovrebbe riconfermare il voto a questa legge. Poi, entrando nel merito, io credo che oggi non c'è bisogno di trovarci qui a sottolineare più volte il disagio che si vive nella nostra regione.
il disagio che vive il nostro territorio, le motivazioni sicuramente le conosciamo tutti. Noi viviamo in un momento particolare, un momento in cui ogni giorno apriamo le pagine del giornale e vediamo aziende che fuggono dalla nostra regione, che vanno a insediarsi, fare i capitali che escono dal Veneto e che vanno a ricollocarsi magari a 100 km di distanza. Si vanno a ricollocarsi nella vicina Carinzia, vanno a ricollocarsi nella Slovenia, vanno in Svizzera. Quindi troviamo veramente assurdo che paesi che fanno parte, molti di quali fanno parte della stessa Unione Europea, creino concorrenza con questo territorio. Noi vogliamo solo fare un'azione di tutela e di salvaguardia della nostra identità e del nostro territorio, perché non vada sperperato, distrutto tutto il patrimonio di valori che hanno creato dalla laboriosità dei nostri genitori, dei nostri nonni, che hanno portato un Veneto a essere una delle regioni più vivaci e più floride nel contesto europeo e che oggi quotidianamente sta rischiando di perdere questo primato. Noi vogliamo dare una risposta forte e chiara di fronte a uno Stato nazionale che non sa riformarsi, che non sa riconoscere le dovute autonomie e non sa premiare i meritevoli e punire coloro che non sono meritevoli. Non viene riconosciuta quella meritocrazia che per noi invece è uno dei valori fondamentali nell'amministrazione e non solo nell'amministrazione ma anche nella vita. Noi vogliamo con questo referendum dare un messaggio molto forte, noi vogliamo essere determinati a essere dare la possibilità ai cittadini di esprimersi sulla possibilità di essere, eventualmente lo vogliano, una realtà nuova in un contesto europeo. Una realtà geopolitica nuova in contesto europeo. Cosa vuol dire? Vuol dire che per me, per quanto mi riguarda, io ho portato questo referendum perché ritengo che oggi la sfida vada giocata in un contesto ancora più ampio di quello in cui noi oggi stiamo guardando. L'Europa attuale è un'Europa che non funziona, occorre creare un'Europa dei popoli, un'Europa con un governo europeo votato direttamente da tutti i cittadini dell'Europa e che questo governo europeo si declini poi in unità territoriali omogenee come può essere il Veneto o il Triveneto, che hanno omogenee per storia, per sensibilità, per valori, per cultura e per economia e per rapporti sociali. Io credo che questa è la prospettiva di medio-lungo periodo verso cui dobbiamo tendere e questa è la prospettiva che, quindi questa azione che noi facciamo oggi è un'azione che serve anche a spronare per costruire un'Europa diversa rispetto a quella che oggi viviamo, non un'Europa dove siano i vincoli economico-finanziari a condizionare la vita dei cittadini, ma dove ci sia la politica con la P maiuscola ad avere il primato sull'economia e sulla finanza e non viceversa come oggi stiamo assistendo. Noi vogliamo con questo atto dire che noi siamo mandati dai cittadini, abbiamo il mandato dei cittadini veneti e noi vogliamo ricostituire il primato della buona politica. Vogliamo ricostituire quindi attraverso l'approvazione di un referendum che dia la voce al popolo, finalmente un giusto rapporto tra territorio, tra la popolazione, tra le famiglie e le istituzioni, risaldare questo rapporto che si è raffreddato soprattutto di fronte a una politica incapace di riformarsi, incapace di fare quelle riforme che possano ridare uno Stato leggero, uno Stato basato sulla sussidiarietà, uno Stato basato sulla famiglia, uno Stato basato sulla laboriosità e sulla meritocrazia. Questi sono i valori a cui noi tutti tendiamo e che vogliamo siano quei valori che hanno sempre rappresentato l'imprinting del Veneto e che vogliamo che siano riconosciuti anche sotto il profilo istituzionale. Quindi l'auspicio che faccio è che oggi non giochiamo qui a nascondino, non si gioca a nascondino, se ne assumono tutti i consiglieri le responsabilità, oggi se ne assumono le responsabilità tutti i consiglieri perché il tema è veramente sentito tra la gente, sentito fuori di qui e non possiamo giocare a prenderci in giro. Si allontani ogni timore di agire nella illegalità, nella illegittimità, perché l'ho detto prima, la nostra azione è più che mai legittima e si abbia il coraggio finalmente di dire
di dire con franchezza che noi vogliamo cambiare, vogliamo dare un impulso tale perché questo Paese, perché questa situazione non può rimanere così stantia, non può rimanere così che sta in uno stato degenerativo e continuo. Noi dobbiamo dare un impulso tale per dire che vogliamo dare una svolta in modo tale che i cittadini riacquisiscano la fiducia verso le istituzioni e soprattutto la ricchezza, ciò che le nostre fatiche, il lavoro sia messo al centro ancora di questa regione e non siamo anche noi costretti a fare le valigie per andare altrove, per poter lasciare quello che è uno dei territori, delle terre più belle che sono al mondo, che è il nostro Veneto, ricco di storia, di cultura, di paesaggio, di arte e anche con un'economia florida, e ripeto, grazie al lavoro dei veneti che più che protestare sono sempre stati abituati a lavorare a testa bassa e a capo chino. Ora per dare dignità a queste persone noi dobbiamo avere il coraggio quindi di votare questo provvedimento, perché con questo provvedimento potremo almeno dare loro la parola di decidere. Loro si sentono ora privi di ogni capacità di cambiamento e noi gli diamo in mano uno strumento. Ecco, negare questo strumento significa compiere un atto di arroganza, un atto di sicuramente non democratico, e che sono sicuro che ciascuno di voi vorrà essere responsabile di questo. Grazie, e quindi aperta la discussione.